Benvenuti su Basilico Channel. Oggi faremo una ricetta evento 40.000 iscritti, grazie a tutti! Ho fatto un sondaggio sulla community YouTube e avete deciso voi la ricetta da realizzare. Lo sfincione palermitano, una ricetta davvero squisita e unica, semplice, che vi spiegherò man mano nei passaggi. Servirà solo un po' di tempo per farlo lievitare come si deve, ma vi spiego tutto durante la ricetta. Dai, iscrivetevi ancora, se volete una ricetta in particolare scrivete giù, seguitemi anche su Instagram. Buona visione e mi raccomando, provate questa ottima ricetta e un caro saluto a tutti gli amici di Palermo. Bene, per fare lo sfincione palermitano ci serviranno questi pochi ingredienti e sono quelli giusti. 15 g di lievito di birra, 95 g di strutto, 550 g di farina zero, 300 g di acqua fredda, poi ci servirà circa 10 g di sale e 2 cucchiai di zucchero che andiamo a mettere. Tutto pronto per fare questa ricetta davvero semplice, ma bisogna stare un po' attenti a come si vanno a gestire gli ingredienti. Allora, nell'acqua fredda, assolutamente fredda, andiamo a mettere questo lievito di birra e eventualmente potete usare anche lievito quello cosiddetto secco. Mettiamo 2 cucchiai di zucchero, quindi sono l'equivalente di quasi 30 g di zucchero, e con un coltello andiamo a prendere il nostro strutto. Non mettiamo l'olio perché noi la vogliamo mangiare anche fredda poi questa ottima preparazione, quindi lo sfincione va fatto con lo strutto, e anche se molti diranno di no, ma fidatevi, questa è la ricetta, perché ci serve farlo anche farlo bello morbido. È inutile che poi alla fine sia bello gonfio e poi non è abbastanza morbido, quindi non c'è dubbio, bisogna metterlo. Allora, l'unica cosa che andiamo a mettere come conclusione è appunto il sale. Adesso qui dove è l'acqua e il lievito assolutamente non andiamo a mettere un cucchiaio o una posata in alluminio, proprio perché può andare a intaccare il nostro lievito. Quindi versiamo tutto qui. Ci siete? Andiamo a togliere quello che non ci serve solo un po' di sale e ancora, forse, probabilmente, poi in base a come voi lo lavorate può essere anche possibile che dovete aggiungere un po' di olio. Vedete, mettiamo il sale, 15-20 grammi, non di più. Poi in realtà la salinità dello sfincione palermitano con bare gliela diamo con la cipolla e la salsa di pomodoro. Più che salinità diamo anche un ottimo sapore. Va bene, quindi adesso è il momento di sporcarsi le mani e dobbiamo impastarlo come si deve. Mi raccomando, per la farina non abbiate paura, qualsiasi farina alla fine va bene. La differenza ovviamente della farina è un po' sul risultato, ma a casa, con il forno di casa, senza andare a usare impastatrice e roba varia, non c'è tutta questa differenza con la farina. Ovviamente una farina professionale, una farina che ha magari un tasso proteico maggiore, assolutamente migliore, ma nel caso di quando si va a lavorare a casa, state tranquilli, usate tranquillamente la farina. Ovviamente io vi ho detto 550, poi ci servirà un po' di farina per farlo un po' così, andarlo a lavorare. Lo facciamo in modo semplice, vedete, spingiamo verso dentro, un impasto già morbido di suo, ottimo, avrà anche un sapore buonissimo e insomma facciamo questa ricetta davvero squisita. Allora, se non l'ancora avete fatto, mi raccomando, azionate la campana e iscrivetevi a questo canale. Basilico Channel è il mio canale e da anni siamo qui a realizzare ricette e grazie a voi che le vedete, ma per favore datemi ancora una mano per migliorare
appunto far crescere questo canale. Allora, guardate, possiamo un attimino ancora lavorarlo, però vi assicuro che la lavorazione dell'impasto è importante, ma è soprattutto importante l'impasto poi a un certo punto non bruciarlo, come si dice nel gergo di fornai e pasticceri. Allora lo tagliamo così, semplicemente prendiamo questa ciotola dove abbiamo iniziato il nostro impasto, scaffondiamo un pochino di olio. Allora, anche io sono siciliano, però perdonatemi, ma non so il palermitano, perché io vengo dalla provincia di Ragusa e in realtà il siciliano, anche in Sicilia, non è così semplice oggi come oggi saperlo. Allora, adesso andrà un'oretta e mezza, lo lasciamo a lievitare e poi lo mettiamo nel frigo per tutta la notte. Lo andiamo a prendere domani e faremo uno sfincione che gonfia e diventerà più grande della teglia. Bene, il nostro impasto ha già lievitato un'ora e mezza, adesso in frigo un'intera notte. Bene, così è passata l'intera notte, adesso andiamo a prendere il nostro sfincione. L'abbiamo già lasciato circa un'oretta fuori dal frigorifero, andiamo a oliare la teglia e vedete la lievitazione è perfetta, è avvenuta, ma ancora non è ultimata, quindi così facile, semplice, lo andiamo a mettere nella nostra teglia. Vedete qui questo che si è creato? Non dovremmo, quantomeno ci proviamo a non romperlo, anche se dobbiamo stirare questo sfincione. Ed è perfetto, guardate, vi assicuro che verrà una bomba. Io sto usando questa teglia quadrata, questa teglia sarà un 40-40, quindi se voi usate la teglia normale del forno, quella rettangolare, eventualmente vi viene poco più basso, ma ancora non se ne parla di infornare, aspettiamo. Dobbiamo adesso, allora avete visto, ho messo l'olio al centro proprio per poi facilmente stirarlo. Non mettete mai l'olio nei bordi, mettete l'olio solo al centro perché così tiene l'impasto meglio e alla fine il nostro impasto contiene anche degli oli e dei grassi in questo caso, e quindi siamo sicuri che poi non si attaccherà al 100%. Va bene, stiamo attenti a non fare il centro troppo spesso e i bordi troppo sottili. Quindi adesso facciamo questo qui, quello che abbiamo fatto. Mi lavo le mani. Nel frattempo mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campana, e quindi andiamo a fare un altro passaggio fondamentale per questo sfincione palermitano bombare. Allora adesso lo andiamo a pungere e non lo dobbiamo più stressare. Mi raccomando, non allargatelo quando è freddo, direttamente quando lo uscite dal frigo, altrimenti rovinate in parte la lievitazione. Quindi la lievitazione avverrà appena impastato un'ora e mezza, temperatura normale, poi in frigo un'intera notte, poi l'indomani si esce, un'ora e mezza a temperatura ambiente, si va a stendere su questa teglia o sulla teglia che volete voi e aspettiamo altre 2 ore. Ragazzi, le cose buone si fanno col tempo e con la passione. Così, una volta realizzato l'impasto dello sfincione, dobbiamo andare a fare la cipollata che va sopra. Quindi andremo a mettere 300 ml di salsa di pomodoro, una bottiglia semplicissima, 3 cipolle, o se sono grandi 2, 200 g di caciocavallo, questo qui è stagionatura normale, mettiamo un po' di pepe nero, un po' di sale, l'origano che non deve mancare, e poi, come sapete, upa grattato, amudica siciliana,
che noi la andiamo un attimino prima di usarla, la passeremo in padella per tostarla e magari dare un pochino di sapore, ma vi faccio vedere strada facendo. Così vado a tagliare le cipolle e andiamo subito a rosolarle e a unirle alla salsa. Sì, vedete, la cipolla l'abbiamo già in parte tagliata, facciamo in questo modo semplicissimo, la fettiamo e la andiamo a riporre in un piatto e accendiamo la fiamma e possiamo successivamente aggiungere anche l'olio. Ok? Bene, ci siamo. Ragazzi, ovviamente la cipolla tipica è quella di gelatana. Ecco, questi rumori arrivano sempre dall'esterno e pazienza. Allora dobbiamo fare questa cipollata semplice. In realtà alcuni anche preferiscono prima bollire la cipolla nell'acqua e solo sbollentarla velocemente, ma io uso proprio questa pentola proprio perché voglio dopo andare a chiudere un po' il coperchio. Adesso metto un pochino d'aceto, proprio poco, e ci vuole. Ci vuole una sfumatina di aceto, sì, ci vuole. Ovviamente ogni famiglia, ogni mamma, ogni nonna ha il proprio segreto per fare la cipollata. Ok, mettiamo il sale. Quindi questa generalmente si usa sopra lo sfincione. La cipolla la dobbiamo appunto fare soffriggere, ma non tantissimo, e aggiungeremo metà passata di pomodoro, in questo caso 300 ml, ecco, perché ho una bottiglia di 750, 300 ml. Si possono aggiungere spezie come il pepe, generalmente è meglio metterlo dopo, ne mettiamo solo pochissimo adesso. Sale ce l'abbiamo messo, in questo caso io zucchero non aggiungo, dipende poi dalle cipolle che avete, se sono fresche, se sono un po' appassite, eventualmente sì, un po' di zucchero ci vuole. Va bene, mettiamo la passata, abbiamo detto soltanto 300 ml, ok? Acqua assolutamente niente, e lasciamo così per un paio di minuti e poi spegniamo la fiamma e mettiamo il coperchio e facciamo fare il tutto, il resto così, perché la cipolla è tagliata veramente finemente, dovrà ovviamente addensare la salsa. Io non gradisco uno sfincione pieno di cipolle, quindi per questo ne userò, diciamo, una quantità ridotta. Poi ognuno può decidere di fare anche maggiore, una cipollata più grande, eventualmente poi consumarlo anche semplicemente come un contorno. Va bene, così la cipollata l'abbiamo fatta, dobbiamo mettere tra un po' di caciocavallo. A questo punto le cipolle hanno avuto la cottura che dovevano, mettiamo un po' di caciocavallo, lo facciamo sciogliere, e mettiamo anche origano, o in siciliano chiamato urifono. Va bene, lasciamo adesso tutto dentro questa pentola a fiamma spenta e ci prepariamo per andare a condire tutto. E mi raccomando, se volete, eventualmente non avete il formaggio caciocavallo, che tranquillamente lo potete trovare in tutta Italia, eventualmente mettete del parmigiano. È il momento di fare a modica, una padella calda. Una volta tostata andiamo ad aggiungere del
prezzemolo, basilico tagliato finemente, mettiamo un po' di peperoncino e mettiamo anche un pizzico di zucchero. Quando è calda mescoliamo bene. Per chi ama mangiare il formaggio, anche in questo caso, quando un po' raffredda si può aggiungere anche un po' di pecorino, ottimo anche. Va bene, così abbiamo tutti gli ingredienti pronti, andiamo a condire il nostro sfincione. Il forno è pronto, vedete, la nostra base ha continuato a lievitare e adesso è perfetta. Mi raccomando, quando l'andate a condire, conditela solo poco prima di metterla al forno, perché altrimenti, soprattutto se mettete il condimento caldo sopra, rischiate di rovinare tutto. Qua ragazzi c'è un profumo unico e squisito e davvero qui sembra di sentire quei sapori unici e squisiti che potete assaggiare se andate in Sicilia. Allora c'è anche da dire da noi questo, facciamo un'altra versione più simile a quella che sono le focacce ragusane, lo sfincione è proprio di Palermo, quindi anche in Sicilia ovviamente come nel resto dell'Italia ogni 15-20 km ci sono specialità uniche e ovviamente dai prodotti eccellenti e genuini che in Italia sono in abbondanza. Ma tutto qua, stiamo molto attenti a non fare troppo bordo, però lo lasciamo un po', a noi in famiglia piace mangiare il bordo, soprattutto a mia moglie. Quindi andiamo a mettere caciocavallo. Il caciocavallo non lo trovate assolutamente grattugiato, ma lo dovete fare voi così a quadrettini e lo mettete, poi si scioglierà. È un formaggio filante, soprattutto se prendete quello primo sale, ovviamente non serve quello stagionato. Adesso origono come si deve, perché lo mettiamo adesso e non lo mettiamo più. Anche per l'origano, se non mangiate molto origano, vi consiglio eventualmente di metterlo solo alla fine perché è molto forte. Allora, pan grattato, questo avete visto come l'abbiamo reso unico, come lo vuole la tradizione siciliana, non è solo un po' di pane così grattato. Quasi nella totalità delle famiglie in Sicilia il pan grattato lo fanno a casa, con il pane di casa, con il pane che fanno. Difficilmente si compra il pan grattato, a meno che, sai, quelli che magari cucinano poco. Allora mettiamo un filo d'olio, che comunque ci vuole pure, che comunque non si dice, ma che se ne importa. Va bene. Il filo d'olio poi capite perché ci permette di dare una bella doratura sopra. Non esageriamo col pan grattato, non esageriamo con niente. Andiamo a infornare a 250 gradi nella parte bassa del forno e poi lo alziamo dopo 7-8 minuti e lo lasciamo completare. La cottura in totale non supererà i 18-20 minuti. Così vedete ci siamo. Allora facciamo così, andiamo a metterlo direttamente giù nel forno, chiudiamo e lo mettiamo addirittura a modalità ventilata, aspettiamo 6 minuti nella parte bassa, l'importante è che non si brucia, e poi lo andiamo a mettere a metà del forno per altri 10-12 minuti, ok? Vedremo dopo l'ottimo risultato. Intanto aspettiamo e mi raccomando, scrivete un commento, lasciate un like e azionate la campana, iscrivetevi. Bene, è pronto? Sforniamo. Intanto lo faccio vedere così e dopo andiamo a tagliare e sistemare. Quindi questo è il nostro sfincione, vedete, si solleva perfettamente dorato, è perfetto, soffice. E adesso poi lo tagliamo e vi faccio vedere anche come all'interno l'alveolazione.
buonissimo, davvero squisito. Soprattutto questo pangrattato di sopra è perfettamente croccante, la cipolla c'è ma non è esagerata perché non va bene se è troppa, e mi sa che avrò il problema che forse lo finisco da solo. Va bene, grazie a tutti, mi raccomando, seguite Basilico Channel, le ricette arrivano sempre il giovedì e sabato. Un saluto da Andrea, mi raccomando, seguite Basilico Channel con le tantissime novità.